nel 23esimo episodio della campagna con Venezia. Yes, Lord. Allora, eravamo rimasti giusto alla battaglia che dovevo fare, avevamo sconfitto un po' tutti alla battaglia che dovevo fare contro il Sacro Romano Impero, c'è questo esercitino di We will engage contadini them da honorably, my lord. annientare. Non hanno nulla di che, hanno un po' di balestre, ma niente di che. We shall claim Attacchiamoli, victory sono la in maggior parte God's contadini, name, quindi non è men. neanche un generale, Commander! presumo scapperanno abbastanza in fretta, spero, perché non vorrei impegnarci troppo tempo e soprattutto non vorrei perdere troppi uomini. Dovremmo essere su un piano, non ci sono montagne intorno. Ecco, vedete, al massimo un bosco. Units, await my orders. Units! Units, band together, single line. Units! Units! Units, band together, single line. Units, band together, single line. Generals moving up. Units, band together. Units, band together, soldiers, single line. Perfetto. Units, make haste. Spostiamoci subito. Dove sono loro? Ah, eccoli qua. Mm. Facciamo avanzare anche le baliste. Voglio vedere se riesco a colpirgli le catapulte con le baliste, anche se dubito. Portiamo anche avanti il carroccio. Con un sacco di contadini. Spostiamo la cavalleria sul lato. Attenzione. Speriamo che non ci colpiscano. Ok, mi hanno colpito, ma per fortuna me ne hanno uccisi solo un paio. Ordiniamo a tutti di tirare. Cacchio. Mi hanno preso. Il problema dei trabucchi è che i trabucchi, a differenza delle catapulte e delle bombarde, sono relativamente precisi. Carichiamoli già. Caspita. Ok, per colpa di questi trabucchi sto perdendo molte unità, meglio caricare. Perché ho perso davvero tanti balestrieri.
is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Vediamo se riusciamo. Perfetto, abbiamo preso i 3 buchi, adesso non dovrebbero più darci problemi. Però abbiamo perso tanti balestrieri. Sì, come vedete stanno già fuggendo tutti quanti. Ma chi cacchio? Ah, perché questi sono dei... Questa è fanteria pesante. The enemy general has no honor. He flees the field of battle and abandons his men. Poi, guarda unità che stanno scappando. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Our men are under attack. We must act now. Ma che qui in mezzo ai boschi non si vede niente. Sto facendo molti prigionieri, però c'è ancora molta fatica a individuare. Vabbè che questi sono contadini, li lascerei anche andare perché sono di scarso valore. Piuttosto esatto, piuttosto inseguo questi.
is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Aumentiamo un po' la velocità perché sennò davvero qua ci mettiamo 3 ore. Our men are under attack. We need to act. Oddio. Glorious heaven above. Our men have captured the enemy general. Guard him well. Give the dog some wine and be sure he can see us Qualcosa mi sta defeat the attaccando i rest of his balestrieri army. e non riesco a capire cosa sia. Eccoli qua. Oh, questi bisogna catturare. Questa qui è l'unica unità forte che hanno. Carichiamo questi balestrieri, dopodiché la partita dovrebbe essere più o meno finita. Praise the Almighty. Perfetto. Our enemy has lost his stomach to Catturate fight. questi We must maledetti. push Oh, our comunque. advantage. Ah, vedi, non era milizia, erano balestrieri come i miei, per quello facevano tutto quel male lì. Ok, voi smettetela di tirare. Perfetto. Ho perso più uomini di quello che mi aspettavo, se posso dire la verità, appunto solo per i loro balestrieri, no per altro. Perfetto, gli ultimi due balestrieri e la partita è finita. Dai, ho perso 450 uomini, però in compenso gli ho annientato completamente l'esercito, ho preso 1300 prigionieri, ergo non avranno sicuramente i soldi per pagare, quindi potrò giustiziarli. Dubito che abbiano 2600 fiorini, infatti. Esercito annientato. Bene. Però come potete vedere ho perso parecchi uomini. Però facciamo una cosa. Lasciamo questi arcieri qui. Perfetto. E marciamo verso Breslau. E qui reclutiamo uomini, ovviamente, giusto per mantenere l'ordine. Facciamo un'altra spia. Vediamo se adesso vogliono... Quello abbiamo i trade rights. Vediamo se vogliono fare un'alleanza. No, ovviamente no. Vediamo un po' quanti uomini hanno qui in Magdeburg. È vuota. La mia spia, che era qui da qualche parte, forse è morta di vecchiaia. Ok, comunque io ho 11.000 fiorini. Direi pure che possiamo costruire qualcosa.
Tipo City Hall, che aumenta la salute della città. Rende la città più salubre. Forse ci può essere utile per combattere la peste, non saprei. Bisognerebbe... Dovrei andare a vedere nella wiki. Se questa cosa succede. Ok, dai, ho altri 7000 fiorini. Facciamo qualcosa magari... Sì, costruiamo queste city hall un po' dappertutto perché sembrano buone, sia per l'ordine pubblico. Qui si sta già costruendo. Boom, perfetto. Perché con questi posso... Cioè... Posso reclutare dei catalani. Ciao. Spiegatemi il senso di poter reclutare dei catalani nei Balcani. Who do I face? Boh, reclutiamo un po' di Italia militia giusto per mantenere l'ordine. Anche qui costruiamo questi edifici qui. Boh, passiamo il turno. Ok, gli scozzesi ci riattaccano. Questa volta forse mi conviene far arrivare l'esercito che è su, che sta assediando il castello francese, perché non so se farò in tempo. Cioè, non so se farò in tempo. E... più che altro... Non so se riesco a resistere. Ah. Mandiamo questi. Ok, dai, mandiamo questi. E teniamo questi qua. Ah, è vero, questo esercito ha la peste, quindi perdo uomini in continuazione. Francia, Sacro Romano Impero, Portogallo, Polonia e Ungheria vogliono marciare su Roma. Noble Lord, we march. Yes? Your Majesty. Honor dictates I inform you I intend to attack. Command me. Name thy enemy, Lord. Con loro attacchiamo Reims. Orders? As you will, my lord. We march to battle. Your will. Command me. Yes, my lord. This is where we Vediamo che adesso questi qui mettono su eserciti in 02. Orders. My lord. Orders? An honor to serve. We will engage them honorably, my lord. Without question, we shall begin the siege. Assediamo. Allora, a Roma, più di reclutare uomini a gogo. Cazzo, perché perdo tutti sti soldi? Perché sto perdendo tutto questo denaro? È la mia domanda. Your will. Command me. I seek an honorable engagement, dear foe. Yes? Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Cazzo, per la peste. Stiamo perdendo tutte queste cose qui per la peste. Allora, togliamo
tutte le truppe che non possiamo mantenere gratuitamente. Command me. Yes. Command me. No, qui no, non le tolgo perché se no mi assediano. Però magari a Innsbruck Your Majesty. questi qui li sposto direttamente a Roma, A good day's march. dato che ci servono uomini per difendere. Anche loro li sposto a Roma. March. We march no further today. Dovrò meglio spostarli a Roma. Porterò la peste, ma siccome la peste in Italia c'è già. Cazzarola, davvero, mi troverò a meno 6800. Devo saccheggiare qualcosa. Anche qui. Yes. Troppi uomini devo. Orders. Your Majesty. Yes. 6100. Ma non serve a niente, sono. Orders. Ho decisamente troppi costi. Orders. Lord, as you will, my lord. We march to battle. Your will. Yes! Crossing for battle! Let me strike, my lord. We shall send them to hell or worse! March! Victory! We march on our Bisogna saccheggiare qualcosa per cercare di recuperare denaro, perché sennò qui davvero cominciamo a perdere un sacco di soldi. Talk is cheap. Come face me. Anche qui Yes. credo che taglierò qualcosa. Teniamo insomma un esercito per difenderci, ma vabbè, ma non riuscirò mai a recuperare 5000 fiorini. Bisogna sperare che sta peste passi, però non saprei come fare. Se loro adesso mi assediano questa città, dubito che riuscirò a resistere, a questo è il punto. time for your banter. Noble lord. Your orders, noble one. With God's blessing and yours, we march to battle. Bisognerebbe prendere qualche castello e saccheggiarlo. Allora, come siamo messi con il tempo qua? 23 minuti. Allora, conquistiamo qualche castello di quelli che stiamo tenendo sotto assedio in modo da poterli saccheggiare. Per esempio, Bran, secondo me si può conquistare, hanno pochissime unità da tiro. As you will, my lord. We Proviamo a march to combatterla. battle. Siccome loro hanno solo unità di balestrieri, io li decimo con i miei e poi faccio arrivare la fanteria. Speriamo di riuscirci Prepare for battle. e di non perdere troppe unità. Insomma, devo riuscire con i saccheggi ad arrivare almeno a prendere 7000 fiorini in modo da non andare in perdita. Ok, allora, vediamo un po' come vogliamo procedere. Allora, non hanno unità, non hanno nulla, quindi io direi pure di scalare le mura. Anzi, fermi, allora. Prendiamo i balestrieri e portiamoli qua. Prendiamo la fanteria e portiamola qui e con le scale assaltiamoli subito. Cavalleria, voi macchine d'assedio non ne avete, portiamoci il carroccio e questi possono anche star fuori. Anzi, sapete cosa vi dico? Teniamo tutti indietro in modo da non prenderci le frecce delle torri.
Però un'unità di coraggiosi la mandiamo avanti, giusto per scalare le mura e prendere la porta. Vediamo un po' come è messo il loro esercito. Come unità da tiro hanno solo questi cavalieri e i balestrieri se non sbaglio, resta fanteria pesante, quindi dovrei riuscire a... diciamo a sopprimerli con il fuoco delle mie balestre, mentre la fanteria li tiene impegnati. Secondo me queste torri qui mi spareranno tanti con le frecce a far paura, in teoria. Sì. Mi stanno sparando infatti. Mando avanti un'unità sola, perché non voglio perdere troppi uomini. Sembra che non si impuntino di... no, ok, stanno mandando tutte le truppe. Allora assaltiamo pure con tutte le robe che abbiamo. Effettivamente questo è abbastanza imponente come fortezza, quindi... Our men have reached the walls with their ladders. Se conquistiamo le loro mura, poi le loro torri spareranno sui loro uomini invece che sui nostri. Our men are under attack. We need Ah, to act. cazzarola. No. Scendete di qua voi. E voi mollate pure le scale perché non voglio che combattiate contro quelli lì. Our men are under attack. We Non voglio need far to combattere act. la mia milizia contro la loro fanteria pesante perché sicuramente perdono. Give grace to God. Perché We questi have no? captured the Perfetto, enemy's perfetto, walls. perfetto. Tutti dentro. Our men are under attack. We must act now. Mollate pure tutto. Voi mollate pure le arieti che raccoglieremo di nuovo dopo e sparate sulle loro truppe. Subito dentro quella cavalleria. Vediamo di... se riusciamo a uccidere la loro cavalleria con arco, dopo dovremo essere abbastanza a cavallo. Voi prendete Our men are l'ariete. under attack. We need to act. Non capisco perché le loro torri continuino a sparare sulle nostre truppe. Cazzarola, mi sta scappando un'unità. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted,
victory will be ours. Uccidete questi balestrieri che non so perché si sono incastrati qui. Perfetto, abbiamo ucciso il loro capitano. No, però io non voglio che avvenga questo, cioè voi non dovete combattere questa gentaglia sulle mura. Perché se no, ecco, infatti vi spaccano il culo. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Perfetto, ora si stanno spostando e potete combatterli. Our men are under attack. We need to act. Voglio portare l'ariete a distruggergli questo portone. Aspettano addirittura 3 Our men portoni. are under attack. We need to act. Our men are under attack. We must act now. No, però ragazzi l'ariete, esatto, va portata. Vedete perché odio fare gli assedi? Sono un casino. È sempre meglio prendere la gente per fame. Entrate, 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 entrate. Perfetto, perfetto, siamo riusciti a entrare anche senza l'ariete, benissimo. Portiamo l'ariete. No, aspetta. Dove cavolo? Ah, cacchio. Mi hanno distrutto l'ariete. Allora sapete cosa facciamo? Ne prendiamo un'altra e la portiamo qui. Questa fanteria adesso uscirà, ma noi l'abbiamo intercettata con la cavalleria, quindi sperando di mandarli in rotta. Perfetto, infatti. No, sto perdendo un sacco di truppe. Portiamo avanti anche i balestrieri. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Ma vedete quanto buggati sono gli assedi su questo gioco? Dio Cristo, che cazzo sta succedendo qua?
Cerchiamo di portare magari anche un po' di scale. Dopo, una volta arrivati qui, io sistemerò i miei balestrieri sulle mura, sulle loro mura, e gli farò sparare da là. Come vedete qui la situazione è una situazione di stallo. Io ho quasi perso totalmente quest'unità perché invece di attaccare stanno guardando. Vediamo se si svegliano finalmente. Vediamo se anche questi qua si svegliano e si decidono a combattere invece di star fermi a farsi uccidere. No, mi sa che mi hanno distrutto la cavalleria completamente. Oh là, dai. Our men are under attack. We must Cazzo. act now. No, The battle is in our favor. If we remain qui stiamo solo true prendendo and un sacco di wholehearted, frecce, ragazzi. victory will be ours. Ma dove Our vanno? men are under attack. We need to act. Ah, non possono entrare perché il portone è stato distrutto. Cioè è stato conquistato da loro. Diciamo pure che qui ho perso un sacco di cavalleria per il cazzo. Only half the enemy force remains. Conquistiamo pure il loro portone senza buttarlo giù. Il mio piano è quello di riuscire a far salire i balestrieri sulle mura. Questi sono in rotta, ma che cazzo sta succedendo qui, ragazzi? Our men are under attack. We need No, to però ho act. sbagliato. Voi, dovete restare qui. Vediamo se hanno intenzione di correre. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Our men are under attack. We must act Oh now. là. Ora si può entrare. E ci conviene anche sbrigarci, se no noi stiamo qui davvero a prendere le frecce
Our men are under attack. We must act now. Che cazzo di giro stanno facendo questi? Vabbè. Our men are under attack. We must act now. Our men are under attack. We must act now. Forse non è una buona idea di far scalare le mura ai balestrieri. Vedete come le scale svolazzano già. Oh là. Finalmente è arrivata l'ariete. Mi dico ragazzi che ho perso, Dio Cristo, quasi metà delle truppe solo per ste torri del Our men cazzo. are under attack. We must act now. Se l'assedio è così tosto anche contro pochi nemici, quasi quasi faccio a meno di attaccare il castello dei portoghesi, perché lì hanno ancora più uomini. Più tante truppe più che altro. Dai, avanti questa roba. Our men are under attack. We must act now. No, no, The no. ladders are now Ok. in place. Walls are no match for valor and force of arms. The battering ram is in place. It will not be long before our enemy's defenses fall. Our men are under attack. Our men have done Perfetto. well. The gates have fallen. No. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, tutte le truppe qui, i balestrieri, compresi loro, sparino pure sulla loro fanteria e la nostra fanteria che vada dentro. Mancano questi. Dai ragazzi. Quello che mi preoccupa è la fanteria pesante, se posso essere sincero, ma penso che It is unwise to punterò praise the direttamente a day before conquistare il loro sunset, centro città. but our men are winning the battle and forging a worthy victory. No, Moro, tu stai indietro che se mi muore il generale sono inculato. Perfetto. Uccidete sta cavalleria di merda e entrate in città, Dio Cristo. Cazzo, siete dei lancieri, siete fatti per questo? Porca puttana. Oh là. Perfetto. No, cosa stanno facendo questi?
Attaccate questi. Perfetto, perfetto. Sono in rotta, quindi questi qui li catturiamo tutti. 61. Così li facciamo fuori. Dopodiché voi mettetevi sulle mura. E cominciate a bersagliarli da lì. Mamma mia ragazzi, un bagno di sangue, ho perso il 50% delle truppe. Vedete perché io odio gli assedi, in particolar modo qui i veneziani, perché per queste cose si dovrebbe usare la fanteria pesante veneziana, ma io ho milizie ma hanno scarsa capacità offensiva. Dai, facciamo avanzare tutti. My lord! Our men are in command of the castle! Ok, no. Basta sparare ai balestrieri perché sennò mi uccido più truppe di quelle che gli uccido io. Lord preserve us! We have lost half of our men! Perfetto, dai, 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 uccidete gli ultimi rimasti. 50 secondi e abbiamo vinto. No, non voglio il generale lì. No! Dio Cristo! Ma porca puttana! No, 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 ma ci credo. Ma Dio cane. Ma Dio porco! Ma che cazzo? Ma perché ha? Ma perché? Ma perché? Dio Cristo, e tutti in rotta. Tutti in rotta, tutta la fanteria è andata in rotta. 500 contro 10 e sono scappati come è morto il generale. Guarda, oh, è per fortuna che mi è morto ora e che non mi è morto prima. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se fosse morto prima, Dio Cristo. Porca puttana, l'ho visto, gli ho detto spostati, lui è rimasto incastrato dalle mie truppe e è morto, Dio Cristo, ecco, ho perso il generale. Porca puttana. Our men are under attack! We must act now! 5, sono rimasti in 5.
curse. Our men are under attack. We must act now. Ma zio porco, ma vaffanculo. In 5 uomini erano rimasti e sono riuscito a perdere il generale là. Che cazzo, guarda, vaffanculo. Allora, vorrei proprio sapere dove sono questi qui che sono rimasti. Quickly! All of Christendom will be all. Che battaglia di merda, posso dirlo, porca puttana. Vedete perché non voglio mai fare gli assedi? Varo, ho perso 1200 uomini, Dio Cristo, e il generale per conquistare una città del cazzo. Zio porco, guarda, vaffanculo, Dio Cristo, che deficiente che era sto qua. Imbecille. The day is ours, Lord. The enemy are beaten. Saccheggiamo. Lord, we have conquered. Porca puttana, guarda truppe che ho perso, Dio Command Cristo. me. Col cazzo che faccio un altro assedio così, ma vedete, io li odio gli assedi, li odio. Fa schifo, puzzano dalla mattina alla sera. Orders? Yes! Closing for battle! Mamma mia. No, no, no. Adesso ho i fiorini. Per non andare in bancarotta, io passo il turno e sono contento. Lasciamo che la peste faccia il suo corso. Ecco. Ecco, ecco. Questa tosi sarà difficile. Quanto tempo abbiamo? 53 minuti, no ragazzi, ok. Questo qui lo faccio nel prossimo episodio perché è già 50 minuti che sto facendo sta roba qua e mi sono girati i coglioni con sta sedia qua. Quindi per ora basta e nel prossimo affronterò questa battaglia qui. Ciao ciao a tutti.